Oggi sentiamo il dovere di rivolgerci ai cittadini della provincia di Agrigento, ma anche alle istituzioni regionali, per fare chiarezza su una situazione che riteniamo grave, delicata e che merita trasparenza e responsabilità. Da settimane AICA ha sollevato in modo formale e documentato una serie di criticità nei rapporti con Sicilacque. Criticità mai eluse, mai negate, ma affrontate con un unico obiettivo: pagare il giusto nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico. Voglio dirlo con chiarezza ai cittadini. AICA non si è mai sottratta ai propri obblighi. Abbiamo sempre pagato il corrente a Sicilacque, trattenendo solo la quota relativa a Favara di Burgio, o per evitare ulteriori pignoramenti sui nostri conti correnti abbiamo destinato somme a copertura di importi resi esecutivi da precedenti decreti ingiuntivi. Decreti ingiuntivi per i quali ci saremmo aspettati atteggiamenti collaborativi, in virtù di un emendamento regionale da 20 milioni. E infine abbiamo dichiarato pubblicamente che quanto sarà definitivamente accertato come dovuto verrà pagato, e verrà pagato proprio grazie allo stanziamento regionale, ottenuto proprio per garantire continuità e stabilità al servizio idrico. Tuttavia, ciò che oggi non possiamo accettare è un metodo. Sicilacque ad oggi non ha mai presentato una controproposta, non si è mai seduta ad un tavolo tecnico per chiarire nel merito la questione Favara di Burgio, la questione dei dissalatori, l'utilizzo delle risorse regionali destinate alla produzione idrica e la reale entità del debito complessivo. Su questo punto vogliamo essere estremamente chiari. I dissalatori sono stati finanziati con risorse regionali, quindi con soldi pubblici. Nel 2025 parliamo di milioni di euro stanziati, come anche nel 2026 e 2027. Eppure è un dato oggettivo che non tutti gli impianti hanno funzionato e che solo uno, Porto Empedocle, ha operato parzialmente. È legittimo quindi chiedere quanta acqua sia stata realmente prodotta, se quelle somme siano state interamente utilizzate e se non si stia configurando una duplicazione di finanziamento a danno dei cittadini. Per questo AICA ha chiesto l'intervento immediato della Corte dei Conti, non per polemica, ma per chiarezza, legalità e tutela delle risorse pubbliche. Poi c'è un aspetto che riteniamo particolarmente grave: la minaccia, anche solo ventilata, di una riduzione della fornitura idrica al territorio. Lo diciamo con assoluta fermezza. Questa ipotesi non è consentita dalla legge. Lo ha chiarito AICA, lo ha chiarito il Presidente della Regione e lo dice la normativa nazionale sul servizio idrico. Diffondere messaggi di questo tipo significa creare allarme nei cittadini, in un territorio che già vive una forte sofferenza idrica, e questo non è assolutamente accettabile. Ai cittadini voglio dire una cosa, con serenità ma con decisione. L'acqua non verrà tolta. AICA non arretrerà di un passo e continuerà a difendere il diritto all'acqua, la legalità e la dignità di questo territorio, che mi appartiene e appartiene a tutti voi. Mi rivolgo ora, con grande rispetto istituzionale, come sempre, al Presidente della Regione Siciliana, l'onorevole Renato Schifani. Presidente, sappiamo che lei ha sempre dimostrato attenzione concreta verso la provincia di Agrigento. Oggi chiediamo un intervento chiaro, la convocazione urgente di un tavolo tecnico regionale e una presa di posizione netta affinché tutti i soggetti coinvolti operino con leale collaborazione istituzionale. AICA è pronta, lo è sempre stata, ma il confronto deve essere serio, trasparente e rispettoso della legge. Noi continueremo a lavorare così, con fermezza, con responsabilità e soprattutto dalla parte dei cittadini, perché l'acqua non è uno strumento di pressione, è un diritto fondamentale. Grazie.